Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è finalmente sabato 31 ottobre 2020 e per gli amanti del motorsport significa soltanto una cosa. Dopo ben 14 anni da quella battaglia epica tra Michael Schumacher col team Ferrari e Fernando Alonso in Renault, Imola è tornata nella Formula 1. Il circus oggi torna nel circuito di Imola. È veramente un piacere, un'emozione per me vedere il circuito del Santerno ritornare nel calendario e penso anche per voi amanti del motorsport. Si ritorna quindi a gareggiare nel circuito emiliano-romagnolo dopo che domenica 27 settembre 2020 Anna van der Breggen e Julian Alaphilippe conquistarono le due maglie iridate nel ciclismo. Ma oggi le quattro ruote hanno stabilito che Valtteri Bottas del team Mercedes ha conquistato la pole position con un tempo di 1 minuto 13 secondi e 609 millesimi, distanziando di appena 97 millesimi di secondo il suo compagno di squadra, il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Chiude il podio delle qualifiche l'olandese Verstappen, che per dei problemi legati al motore rischiava addirittura di non qualificarsi. Male invece le Ferrari nel circuito proprio dedicato a Enzo Ferrari e al figlio Dino Ferrari. Parliamo di un settimo posto con 1 secondo e 7 millesimi di distacco per il monegasco Charles Leclerc e 14° tempo invece per il tedesco Sebastian Vettel. Un circuito un po' diverso da quello che ci ha lasciato 14 anni fa nel 2006 dopo quella battaglia epica tra lo spagnolo Alonso e il tedesco Schumacher. Le velocità di percorrenza media quindi aumentano. Ho anche da ricordare la storica pole position e purtroppo l'ultima di Ayrton Senna, dove detiene anche il record delle pole position qui sul circuito del Santerno con ben 8 pole position conquistate per il pilota brasiliano. Passiamo quindi da un 1,21 fatto registrare dal pilota paulista con una media di 222 km/h a 1 minuto e 13 del finlandese del team Mercedes. C'è da segnalare, come purtroppo alcuni di voi sanno, l'eliminazione della variante bassa. Purtroppo è una parte del circuito che mi piaceva moltissimo e diciamo era un po' romantica in un circuito old style. Lewis Hamilton partirà quindi in seconda posizione, distanziato, ripeto, di 97 millesimi di secondo dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Lewis Hamilton che non ha risparmiato parole positive per il circuito emiliano-romagnolo, perché qui purtroppo, come ben sappiamo, domenica 1 maggio 1994 perse la vita il suo idolo Ayrton Senna. Un appuntamento sul calendario quindi che citerà moltissimo domani, domenica 1 novembre 2020, Hamilton a vincere e trionfare in Emilia Romagna. Appuntamento quindi domani alle ore 13:10 lo start, per evitare quindi nebbia sul circuito e il calar del sole. Una curiosità: Imola in questi giorni ha allestito nella sua città delle luminarie che portano le parole delle frasi celebri ed epiche di Ayrton Senna. Un tributo, un gesto per un pilota che ci ha lasciato anni fa e che vive nei nostri cuori, nei cuori di noi amanti del motorsport, oltre per i titoli, 3 titoli mondiali, anche se per me sarebbero 4, e sappiamo tutti come è andata a finire il duello con Prost in McLaren, ma anche per quello che riusciva a trasmettere, per l'empatia, per il suo modo di essere campione anche fuori dalla pista. Legato sempre al pilota brasiliano Gasly del team Alfa Tauri, ha dedicato il suo casco con una livrea completamente uguale a quella del tricampeon che perse la vita qui ad Imola. Un gesto veramente nobile, perché ricordiamo che la casa Alfa Tauri con sede a Faenza è a pochi chilometri dal circuito del Santerno. Citando infine da italiano e quindi amante del team Alfa Romeo anche per i titoli conquistati e perché da lì corse un certo Enzo Ferrari, devo dire che purtroppo le due vetture del team del Biscione sono state eliminate in Q1. Domani finalmente la gara del Gran Premio
dell'Emilia Romagna. Non vedo l'ora, come immagino non vediate anche voi l'ora. Ragazzi, appuntamento a domani, domenica 1 novembre 2020, sintonizzati, ci sarà da divertirsi. Ragazzi, quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale qui sotto, attivate la campanellina delle notifiche. Vi ricordo anche l'iscrizione al mio canale Telegram, @ Manuel Cosimo Muglia. È gratuita l'iscrizione al mio canale Telegram, come è gratuita l'iscrizione qui su questo canale YouTube. Mi raccomando, ci conto. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Vi aspetto nei prossimi video. Farò quindi delle avventure sul motorsport, ciclismo, Daiken Demo, e al prossimo video. Da Manuel Cosimo Muglia un saluto, ciao!